Come le case dei tre porcellini, anche i ponti di Palladio furono fatti in tre materiali: di carta, di legno e di pietra. Paradossalmente i ponti di carta furono i più longevi perché attraversarono secoli e continenti trasportati dai quattro libri e verranno costruiti nei parchi di ville inglesi o russe o nei quadri di Canaletto. I ponti di pietra sono stati un sogno mai realizzato, come il grande ponte di Rialto dietro le mie spalle. Palladio sognava di fare ponti in pietra sul modello dei grandi ponti romani, ma non ci riuscirà mai. Quello che invece riesce a fare, e riesce a fare da maestro, sono i ponti di legno, a partire da quello certamente più famoso, il ponte di Bassano. Un ponte con le pile sottile come lame per evitare l'urto pericoloso dei tronchi che venivano trasportati dalla corrente, un ponte che certo rifaceva lo schema dei ponti precedenti, ma allo stesso tempo lo dava ad esso una forma e un'armonia che lo hanno reso un ponte leggendario. Però, poco lontano da Bassano, Palladio costruisce anche un altro ponte, un ponte rivoluzionario, il ponte sul Cismon. È un ponte a sbalzo, vale a dire senza pile infitte nel fondo del fiume, una campata unica, diremmo oggi. Palladio comincia lavorando la pietra. Come impara a conoscere così bene la carpenteria lignea? Palladio guarda moltissimo e si accorge che le grandi chiese medioevali veneziane hanno delle capriate gigantesche che permettono di coprire le intere navate. È così per i frari, ma è così anche per le grandi sale monumentali di Palazzo Ducale e così anche per le grandi tettoie dell'Arsenale. Guardando a quelle invenzioni medievali, Palladio riscopre una sapienza antica, non legata alla sua amata Roma antica, ma un passato più prossimo, e sulla base di quella tecnologia riesce a realizzare un ponte straordinario, il ponte sul Cismon.